Nenni, apri la porta. Sì, bambino. Buonasera. Buonasera. Sono la nuova cameriera. Ma sono arrivata dal paese. Eccomi qua. Ah sì, mia moglie me ne ha parlato, entra. Quanto è buono. Dove io faccio toast? Che hai detto, padrone? No, niente, l'ho avuto con piccirillo. Ah, dove sta lo piccirillo? Lo faccio toast. Oh, io tiro innanzi. La signora è partita, arriva stanotte. Come ti chiami? Mariandò. Che schifo. Padrone, io non fai schifo. No, io oggi visto a te e sto pensando a mia moglie. Bene, riga, stai buona, in salute. Com'è il tuo servizio? E non lo vedo, padrone? Voglio dire, si fa io miei servizi o servi anche di notte? E non ti capisco, padrone. Io stai notte e giorno qua. Oh, io che faccio da te? Zitto tu, queste cose non si dicono. Ma si fanno, bambino. Come io faccio toast? Padrone, ma che significa faccio toast? Ma tu di chi, Mariando, tu di chi? Zitto tu. A una femmina si dice faccia toast. E a un uomo si dice faccio toast, chiaro? Ah, io avevo capito una cosa per noi. Avevo capito bene, Mariando. Vieni con me, ti faccio vedere il tuo stanzino, vieni, ti accompagno. Babbi, state comodo, ma ce lo faccio vedere io. Zitto tu, io sono il padre e aspetta a me. E sono figli e perciò è meglio che ce lo faccio vedere io. Tu lo senti, pure i pulci dannatos. La puzza ancora la bocca e il latte, se può dire che zucca ancora biberò. Babbi, sienta a me, vado con. Basta, finiamola. Senti, Maria Antonia, dove sei stata a servire prima di venire qui? E perché te ne sei andata? Ecco qua, signorina. Perché noi hanno detto il padrone che era un bell'uomo. Mariandò avvita allo scantinato che dopo venga anch'io. Che deve fare di sì. Ma deve sciariare lo bastone. Ah, e tu scriassi. Zitto tu! Ma che bastone? Lo bastone d'ottone della tenda, no. Mentre lo steve sciariando, arriva la padrona e si mette a strillare. Solo io, che sono la moglie, lo devo sciariare lucido e mi licenziò. Ma allora faciste una mezza sciariata. Zitto tu! Faccio toast. Ecco, Maria Antonia, qui è lo stanzino, eh? Vai a coricarti che poi domani mattina parlerai con mia moglie. Ah, grazie padrone, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signorina, buonanotte. buonanotte. Mamma mia, vuoi vedere che cazzo stanno le spiriti? Chi è? Sono io. Apri. Che va già sceria? A te una scopetta. A che st'ora? Apri. E si viene un padrone, che succede? Specie si vede con la scopetta a mano. Babbina si sta lamentando l'indolietta che tenete lui le panze. E vai a farle un lavativo. Ma che stai dicendo? Apri. Hai portato lo biberò? Ma tu avete qui ho fatto il biberò. Allora, fa un presso. Entra piano piano, vieni, non fare rumore. Mariando, ramma subito la scopetta. Ma come avete di fretta? Ma che volete fare? Una pulizzata. Rimane mattina a partire e mangia privarà. Ma perché mamma vostra non la tiene la scopetta? Sì, ma che lei è una scopetta e che sta a posto? Gli ha una stipata perché dice che si consumano le pile. Ecco, signorina. Oh, come bello! Come siete fucusa. Zitta, sento un rumore, scappate. Sì, vengo dopo, ma mi nascondo. Chi è? Sono io, Maria Antonia, apri. Tenete qualche cosa a scegliere pure voi? No, tengono dolore proprio qui al basso ventre che non mi fa dormire. Volete essere fatto un massaggio? A così arriva mia moglie e mi trovo facendo un massaggio al basso ventre. Ah, tieni la scopetta. Pure voi? Come sarebbe a dire pure voi? No, volevo dire, pure voi vi volete fare una pulizzata? Ma che stai dicendo? Io non capisco. Oh, mamma mia, chi sarà? Chi sarà? Oh. Parla tu. Babbino, è arrivata mammina. Maria Antonia, apri, fa presto, me ne vado. E non volete più la scopetta? State buono, posso ne parlare una volta. Chi stai lo secondo? Sto facendo due cicine in mano vacante. Nanni, dove sta mammina? Qui, non dire niente, che io stavo in due stanzine con la cameriera. Babbino, non è arrivato nessuno. Ma volevo la polpetta a indoviare te. T'ha già fatta fesso.